L'influenza è la vaccinazione classica dell'anziano, noi la facciamo da tanti anni, la facciamo perché? Perché l'influenza, anche in epoca pre-Covid, faceva insieme alle altre malattie respiratorie un eccesso di mortalità di oltre da 11.000 a 15.000 persone che potevano morire, quindi un aumento di letalità, di eccesso di mortalità durante la stagione dell'influenza. È importante vaccinare l'anziano perché l'anziano è più debole a rispondere al virus dell'influenza. Sono virus che compaiono ogni anno in questa stagione, diciamo compaiono essenzialmente tra ottobre e febbraio-marzo e che sono, quando la chiamiamo banale influenza, è banale quando la prendiamo a 20 anni, quando la prendiamo a 25 anni o in perfetto stato di salute, ma quando viene colpito un anziano magari con delle patologie croniche, le complicanze sono molto importanti per arrivare ad avere questo eccesso di mortalità, ma tante sono anche le malattie cardiovascolari, l'ictus, le broncopolmoniti, le polmoniti, che possono essere provocate dall'influenza, dal virus influenzale. Non solo, ma le stesse patologie croniche vengono aggravate da un'infezione influenzale. Abbiamo dei vaccini che cambiano ogni anno, che vengono preparati in base ai virus che più frequentemente possono essere indicati come i responsabili dell'influenza, diciamo, dell'endemia, dell'eccesso endemico della stagione autunnale-invernale. E abbiamo adesso anche dei vaccini che sono studiati appositamente per gli anziani, sono i vaccini antinfluenzali potenziati, così chiamati, che tutte le regioni hanno acquistato, ma acquistano da un paio d'anni, che sono ancora più efficaci proprio nei confronti di quei sistemi immunitari degli anziani che sono meno efficaci, meno pronti a reagire. Ecco perché l'importanza di vaccinarsi ogni anno contro l'influenza e ogni anno nel tempo giusto, cioè a partire da ottobre, novembre, possibilmente sempre prima di Natale, perché poi quando arriva l'influenza noi abbiamo bisogno di 7-8 giorni per dare una risposta immunitaria tale da proteggerci dall'infezione. E ricordiamo che se anche dovessimo poi dire, tante volte si dice ho fatto il vaccino antinfluenzale e mi sono comunque raffreddato, mi sono comunque ammalato. Allora, innanzitutto perché questo può avvenire perché possono circolare tanti virus, il rinovirus, quindi posso non aver preso poi l'influenza, ma anche se ho beccato poi il virus influenzale, sicuramente se il vaccino non mi ha protetto dall'infezione, mi ha sicuramente protetto dagli effetti gravi della malattia. Quindi dal fatto di non essere comunque ricoverato in ospedale o andare in rianimazione per effetto dell'influenza. Ecco perché l'importanza di vaccinarsi ogni anno se abbiamo più di 60 anni e soprattutto se abbiamo anche delle patologie croniche concomitanti.